Al via il bonus bebè in Sicilia. L'Assessorato regionale della famiglia e delle politiche sociali ha pubblicato l'avviso relativo al beneficio di 1.000 euro per la nascita di un figlio. Come avvenuto in precedenza, per ottimizzare i criteri di assegnazione e distribuire equamente le somme per i nati nell'arco dell'anno solare, verranno predisposti 2 elenchi degli aventi diritto. Il primo avrà una scadenza al 30 giugno e ne faranno parte i nati dell'ultimo trimestre dell'anno scorso e quelli del primo trimestre di quell'attuale, coprendo così dal 1 ottobre 2024 al 31 marzo 2025. Il secondo elenco avrà scadenza al 31 dicembre e riguarderà i nati del secondo e terzo trimestre di quest'anno, ovvero dal 1 aprile al 30 settembre. I neogenitori, in possesso dei requisiti richiesti, possono già presentare le domande ai comuni di residenza. Il bonus è destinato ai neogenitori residenti in Sicilia al momento del parto o dell'adozione o a chi esercita la patria potestà a fronte di un ISEE fino a 10.140 euro, corrispondente al limite massimo previsto per l'assegno di inclusione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Le richieste vanno presentate direttamente ai comuni di residenza, i quali a loro volta inoltreranno le domande all'Assessorato regionale della famiglia. Gli uffici redigeranno quindi le graduatorie regionali e procederanno al riparto e all'assegnazione delle somme alle amministrazioni locali che, a loro volta, erogheranno il bonus ai beneficiari.